segno i giorni scorrere sul calendario. Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Un'auto da Fè. Buongiorno a tutte le ascoltatrici, telespettatrici, ascoltatori e telespettatori di Radio Libertà, visibile anche sul canale 252 del digitale terrestre, in TV anche con la vostra app portatile. E buongiorno al professor Fabrizio Pezzani, professore emerito di economia dell'Università Bocconi. Buongiorno a voi a tutti. Professore, buongiorno. Non perdiamo tempo perché abbiamo un menù molto fitto, molto denso, credo anche molto interessante stamani nella nostra conversazione. Ci occuperemo principalmente di due questioni, con licenza di divagazione naturalmente: i timori della finanza per il debito pubblico degli Stati Uniti. Wall Street Journal, Bloomberg, le agenzie sono preoccupate, ma sui nostri media questa discussione è abbastanza cancellata. E punto 2, l'Unione Europea che non dissimilmente dal passato è in una fase, potremmo dire, di turbolenza improduttiva, dalle elezioni in Polonia alla crisi in Olanda alla questione dell'Ucraina. I famosi volonterosi cosa vogliono? Ci domandiamo questa mattina insieme al professor Pezzani, che ha scritto anche un bell'articolo sugli Stati Uniti e sul debito, dal quale magari prenderemo altro spunto. Mi permetto, professore, di rubarti un paio di minuti, perché stamattina ho trovato uno spunto utile anche, credo, alla nostra riflessione, e intanto volevo dare anche qualche dato, prima che tu inizi a illustrare, diciamo così, ad entrare nel merito della questione. Allora, noi parliamo di debito pubblico degli Stati Uniti stamani, e Elon Musk ha definito disgustoso e abominevole, niente meno, il progetto di legge di bilancio proposto da Trump, dalla Casa Bianca, che il Congresso sta discutendo. Perché? Perché secondo Musk, se passa questa manovra finanziaria, aumenterà a dismisura un debito pubblico già gigantesco, ha detto Elon Musk. E a proposito di numeri, io ho sott'occhio un grafico di quelli che elabori anche tu, professore, che ti piacciono tanto e piacciono anche a me, perché bisogna partire dai dati fondamentalmente, no? Quando si parla di queste questioni. Dal 2000 a oggi il debito pubblico americano non ha fatto altro che crescere, e non crescere poco, perché dal 2000 a oggi è raddoppiato, e in rapporto al prodotto interno lordo è passato dal 50%, poco più del 2000, al 121% alla fine dell'anno scorso rispetto al prodotto interno lordo. Se poi parliamo di cifre assolute, c'è da restare strabiliati, perché nel gennaio 2025 il debito pubblico americano ha raggiunto la stratosferica cifra di 36.220 miliardi di dollari. Se uno guarda appunto i famosi grafici, nota anche che dal 2000 in avanti un'altra grandezza importante per l'esame della finanza pubblica segna una fase molto critica. Dal 2000 in avanti abbiamo un costante avanzo primario negativo negli Stati Uniti. Cosa vuol dire? Vuol dire che la differenza fra entrate e uscite, fra entrate e spese, al netto, cioè dopo aver pagato gli interessi sul debito pubblico, che continuano a crescere, al netto, diciamo, degli interessi sul debito, la differenza tra entrate e uscite è costantemente negativa, con picchi, diciamo, ben oltre il 10% su base annua di squilibrio, e questo naturalmente non fa che accrescere l'accumulazione del debito pubblico. Se ci limitiamo agli ultimi 10 anni, 2016-2025, la musica, diciamo, è ancora più grave, perché siamo passati appunto da un livello del debito che era sotto i 20.000 miliardi a un livello che è superiore ai 36.000. Con i dati mi fermo qui, però ti propongo anche subito, e poi non parlo più, professore, una lettura, diciamo, interessante che questa mattina ci offre Federico Rampini, no? Il quale dice: mettendo insieme tutti questi dati, mettendo insieme anche le questioni politiche, allora Musk critica Trump perché rappresenta il l'iperliberismo di Milton Friedman, di Reagan, di Thatcher o di Milley. Quell'altro invece, Trump, incarna la destra sociale, perché quelli che lo hanno votato sono anche gli operai, sono anche le persone che lavorano, e che non gli hanno detto: Trump usa la sega di Milley contro la sanità pubblica e le pensioni. Tutt'altro, la sanità pubblica e le pensioni ce le vogliamo mantenere, e casomai le vogliamo
il rafforzare. Quindi ha vinto la destra sociale con Trump, ha perso il tecnoliberismo con Elon Musk. La faccio corta, è una lettura naturalmente molto sintetica, ma credo possa essere utile per la nostra discussione. No, cosa dici, professore? Beh, allora, quello che si può dire è che, come sempre succede in questi casi, ti avvicini al fuoco, ma fino a quando non lo tocchi, sembra che tu non lo voglia vedere. Ricordiamo che i precedenti sono sempre stati così, e cioè le bolle finiscono sempre per esplodere nel giro di 24 ore. Pensiamo a Lehman salta nel 2008, ma la decozione del sistema era cominciato molto prima. Insomma, ricordiamo solo che il giorno prima della caduta di Lehman il massimo editorialista del Washington Post scriveva che non ci sarebbe stato nessun problema, questo il giorno prima. E ricordo anche che Lehman, come le altre che sono fallite, fruivano di un rating della AAA, cioè il massimo dell'affidabilità. Ora, che cosa succede nella storia? Che i problemi si avvicinano, però non si vogliono vedere. E questo rende poi esplosiva la situazione quando i nodi arrivano al pettine. E oggi il fatto che Wall Street Journal, il fatto che Bloomberg, il fatto che anche in parte altri quotidiani, Washington Post, eccetera, cominciano a parlare seriamente del rischio, fra virgolette, di implosione del paese, unitamente a protagonisti importanti. Allora lasciamo stare Elon Musk, che è quello che è, ma Jamie Dimon del JP Morgan Chase, piuttosto che Ray Dalio, che è il gestore di uno dei più importanti hedge fund, cominciano a definire un orizzonte temporale entro il quale si dovrebbe produrre un processo di contenimento del debito. Stiamo parlando di un debito che cresce in modo più che proporzionale rispetto agli incassi. Nei primi mesi dell'anno abbiamo avuto un debito pubblico e avanzi primari, abbiamo avuto una entrate fiscali di 3.200 miliardi contro una spesa pubblica di 4.300 miliardi. Quindi che cosa succede? Che la spesa pubblica sta crescendo più rapidamente di quanto non crescano le entrate fiscali. Ora, con riferimento a quello che dice Elon Musk, in realtà l'approvazione del cosiddetto One Big Beautiful Bill Act, che è stato passato in Congresso, però adesso deve essere approvato in Senato, prevede un ulteriore aumento della spesa pubblica nei prossimi anni. E in realtà il tema del Bill Act, del Beautiful Bill Act, sostanzialmente però prevede due cose importanti. Uno, che prevede un processo di detassazione, e quindi Trump vuole incentivare le piccole e medie imprese del settore terziario proponendo a loro una detassazione parziale. E però questo comporta anche un contenimento della spesa pubblica per quanto riguarda i sistemi di welfare, che loro di fatto non hanno, certamente non hanno come in Europa, e una riduzione degli aiuti medici, il cosiddetto medical aid, delle spese farmaceutiche per le classi medie e povere, e questo comporta con i dazi un aumento delle spese primarie e quindi delle spese nelle catene di distribuzione alimentari ed altro. Quindi il tema che questo
comporta la previsione di un aumento del 2% della ricchezza del 10% più ricco e un aumento della povertà del 4% per il 10% più povero. Ora, in realtà presto e bene non si conviene, e quindi se si condividono, come noi facciamo, le previsioni di Donald Trump, le finalità di Donald Trump, i mezzi sono, fra virgolette, non, a mio parere, non competenti. Cioè io, per quello che posso pensare, avrei fatto esattamente il contrario, cioè avrei innalzato le tasse per i redditi più elevati. Siamo in presenza di un paese che ha una disuguaglianza tra le più alte, se non la più alta, dei paesi occidentali. Quindi aumentare le tasse ai redditi più elevati e aumentare le sovvenzioni alle classi povere e alla classe media, che rischia sostanzialmente di implodere. Questi sono i dati che... Quindi le finalità di Trump, che si è venuto a trovare in una situazione che non ha creato lui, e quindi, come è stato detto, in particolare sotto il governo di Biden, gli interessi sul debito pubblico sono raddoppiati. Ecco, Quindi però noi mi ci viene da troviamo... farti un paio di domande, professore. La prima, come si spiega questo boom incredibile, no? Adesso, se la regia può inquadrare anche soltanto questo grafico, negli ultimi 10 anni il debito pubblico praticamente, negli ultimi 20 anni è raddoppiato rispetto al prodotto interno lordo. È esploso a livelli incredibili, a livelli quasi italici, diciamo così, non proprio, ma insomma stiamo andando in quella direzione. Ecco, per fare cosa? Il debito si è creato per fare cosa? Perché comunque tu dicevi, è vero, sanità e pensioni, il welfare americano è diverso dal nostro, però la spesa per sanità comunque e per pensioni è una spesa notevole anche negli Stati Uniti, no? È forse uno dei principali fattori di spesa. Ecco, al di là di questi due settori, ehm, si è raddoppiato il debito rispetto al prodotto, rispetto alla produzione. Per fare cosa? Perché è nato questo debito e non si è potuto frenarlo, come testimonia questa linea che stiamo vedendo costantemente di crescita? Punto primo. Punto secondo. Allora è vero, come dice Federico Rampini, che tutto sommato sta vincendo la destra sociale, quella che più o meno il debito lo fa perché deve andare incontro agli operai, ai più poveri, a chi ne ha bisogno, tra virgolette. Che dici? No, questo neanche tanto, secondo me, perché in realtà il tema contro cui sta combattendo Trump, allora, il debito è cresciuto, non, se guardiamo in particolare dal 20 al 22-23, è stato l'effetto Covid, e quindi abbiamo avuto 2 o 3 anni, come in Italia, di esplosione del debito pubblico, quindi di esplosione della spesa sanitaria e di una contrazione delle attività produttive per via del Covid, per via dell'allontanamento dalle attività produttive, eccetera. Quindi il problema è che quello che sta facendo Trump e che è improbabile che ci riesca, è quello di riportare l'attività manifatturiera negli Stati Uniti. Ora, il problema vero degli Stati Uniti è che a partire dalla caduta del muro di Berlino, dove si sono sentiti i Superman, no? E quindi dove lo stesso politologo Francis Fukuyama scrisse quello che diventò un bestseller, La fine della storia. La storia non finisce mai, casomai finiscono i cicli storici, come quello degli Stati Uniti, come abbiamo detto, come io scrivo e dico oramai da 10 anni, perché le cose si vedono da lontano. La differenza, come diceva Einaudi e De Gasperi, tra un politico e un politologo è che il politico ragiona sul lungo tempo e pensa di fare delle riforme in una logica di lungo tempo. Il politologo ragiona sui sondaggi d'opinione giornalieri, e quindi questa è la differenza fra chi pensa nel lungo e chi invece raccoglie giorno per giorno, portando una bandiera una volta a destra, una volta a sinistra, a seconda dei sondaggi d'opinione. Ora, Allora, professore, il tema sì,
del sociale, in Mm. realtà lui lo sta cercando con i dazi anche di riportare la manifattura Perché negli bene o Stati male, Uniti. però, bene o male, quei ceti lì lo hanno votato, no? Anche le minoranze Sì, etniche addirittura. Quindi, diciamo, in lui hanno visto uno che Rampini la sintetizza, ma in maniera efficace, dicendo destra sociale, quello che per noi è la destra sociale, no? Noi siamo abituati anche in Italia a sapere cos'è la destra sociale, quella che più o meno faceva ragionamenti, non dico di sinistra, ma quasi, no? Ecco, è una roba così allora, perché il punto è quello. Mentre ti giro anche, ed è arrivato adesso un WhatsApp al 34 06709 di Stefano, che dice: il problema degli Stati Uniti non è il debito pubblico in sé, ma l'uso del debito pubblico per sostenere il vero problema è il debito privato in costante crescita e il deficit spaventoso nella bilancia dei pagamenti. Lo scontro a cui assistiamo è quello di chi rappresenta la quota salari, Trump, che punta a efficientamento della spesa e investimenti, e chi rappresenta la quota capitale, Musk, che invoca becera austerità. Sono indietro di 15 anni in America su questo dibattito, scrive Stefano. Adesso non so se sono indietro perché, insomma, rimangono il questo paese è più vero, forte del cioè mondo. Comunque, il, professore, il- il debito pubblico, come in Germania, è la stessa cosa. Di fatto gli Stati Uniti hanno tralasciato quasi completamente da 15-20 anni tutte le spese per investimenti in ristrutturazione delle strade, ristrutturazione, il 70% dei ponti sono da rimettere a posto, delle strade, dei ponti, delle metropolitane, e quindi è chiaro che Trump si trova di fronte a un immenso lavoro, insomma, che non ha creato lui, perché al governo lui c'è stato solo 4 anni, dal 2016 al 2020, ma la crescita, e questo certamente è vero che è aumentato il debito privato, ma è aumentato in funzione in funzione molto, molto chiara di un processo di finanziarizzazione dell'economia reale, per cui nel momento in cui si afferma la finanza sostanzialmente ti fa vedere che tutto possa trasformarsi in oro. E quindi, come abbiamo visto con il caso di Lehman, che cosa succede? Che la gente si indebita perché pensa che sia attraverso l'indebitamento ci si possa arricchire. In realtà è esattamente il contrario, quindi noi anche l'abbiamo subito, e quindi tutta questa finanziarizzazione ha generato un aumento importante di tutti i debiti pubblici, ma in particolare l'operazione sociale sarebbe quella di riportare in patria un'attività manifatturiera che in 35 anni, a partire dal 91, è stata delocalizzata nell'estremo oriente. professore, Sono abbiamo, 35. abbiamo anche un ascoltatore che si è inserito, intanto apriamo le linee, quindi per quei pochi minuti, ma comunque chi vuole intervenire può farlo con il professor Fabrizio Pezzani, 02 92 94 7222. Sentiamo una telefonata, se sei d'accordo, prof. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Giampaolo Bernasconi da Como, saluto il Buongiorno. professor Pezzani e Cainarca. Senta, volevo dire, sul discorso finanziarizzazione e sull'attuale situazione, è uscito un ottimo libro di Luciano Balbo, che è un imprenditore di private equity, che ha un titolo sintomatico: prima che tutto crolli, che fa un'analisi del perché della diseguaglianza, del perché della finanziarizzazione e del perché dell'utilizzo del debito, del leverage nell'economia. È un ottimo libro, lo consiglio a tutti. Grazie, buongiorno. Casa editrice Longanesi, sto vedendo in questo momento. Allora, a proposito di crolli e di debito, a me viene da fare una piccola parentesi, poi ti lascio subito la parola, professore. Noi, sotto il governo Conte PD, Conte 2, ci siamo sparati, anche qui nel silenzio, perché dicevamo prima, le agenzie americane, Wall Street, si preoccupano per il debito americano. Da noi abbiamo fatto una polemicuzza, ma poi l'abbiamo chiusa subito. Il governo Conte 2 ci ha mollato qualcosa come 400 miliardi di debito che dovremmo ripagare in futuro, tra super bonus edilizio, che a cosa sia servito lo sanno le banche, e numero due, l'altra operazione clamorosa, il PNRR, che speriamo serva a fare investimenti utili, ma per il momento siamo lì a guardare e non è che vediamo granché. Chiusa parentesi, 400 miliardi in un governo solo è un'operazione che nemmeno, penso, la peggior prima Repubblica poteva concepire. Noi l'abbiamo trangugiata come se niente fosse e ho il vago sospetto che la pagheremo cara nei prossimi anni. Chiudo la parentesi perché questo è tutt'altro discorso, però
meritava secondo me un cameo questa roba qua. No, meritava anche perché in realtà uno si dovrebbe domandare l'opposizione dov'era, perché se queste operazioni hanno creato un ulteriore buco nel debito pubblico, evidentemente era compito delle opposizioni opporsi in modo forte a meccanismi che in realtà erano funzionali a generare consenso. No? E quindi questo ha favorito lo sviluppo di una spesa corrente da parte dello Stato che ormai è l'86% della spesa totale. Ora, ritornando al discorso che ha fatto perdonami professore, poi ti lascio veramente la parola, però mi ha incuriosito e sono andato a cercarlo al volo e ringrazio l'ascoltatore che ha chiamato prima. Non conoscevo questo libro di Longanesi. Luciano Balbo, Prima che tutto crolli, la finanziarizzazione, cos'è e come sta sconvolgendo il mondo, che è un tema che tu hai trattato tantissime volte nei tuoi articoli, professore, e nei tuoi libri. Luciano Balbo è stato direttore generale di Finnova, la prima società di venture capital italiana. Ha fondato la prima società italiana di private equity nell'88, ha fondato nel 2006 Oltre Impact, ha portato in Italia l'impact investing, cioè l'investimento in aziende sostenibili per creare un impatto positivo anche dal punto di vista sociale e ambientale, da cui sono nati il Centro Medico Sant'Agostino e altre 20 aziende impegnate nel sociale. Questa è la breve biografia. Il titolo è interessante di questo libro di Longanesi, Prima che tutto crolli, finanziarizzazione, cos'è e come sta sconvolgendo il mondo. Chiudo parentesi, ti lascio la parola. Ah no, c'è una telefonata, professore. Permettimi, dell'economia reale. Permettimi, Io l'ho professore. trattata. C'è una telefonata, poi però abbiamo tutto il tempo per le risposte, no? Poi tu mi parli, infatti è un argomento che tu tratti da non so quanti anni, ma sentiamo l'ascoltatore o ascoltatrice. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Buongiorno. Allora, per quanto riguarda il rientro delle lavorazioni nei paesi come gli Stati Uniti, l'Italia, la Germania e tanti altri che hanno portato questo lavoro fuori dai confini, cercando una manodopera a basso costo e cercando poi anche sotto l'aspetto demografico chi lo potesse fare. Allora io, dal mio punto di vista qui di piccolo imprenditore che ha visto andare via tante di quelle lavorazioni dall'Italia, ho delle perplessità perché io sono convinto di una cosa, almeno nel mio settore. Qui la rubinetteria è stata praticamente rasa al suolo, no? La rubinetteria novarese e quella di Lumezzane. Io sono convinto che se dovessero rientrare i rubinetti che fanno in Cina, che ormai sono l'80% della produzione, che poi chiamano Made in Italy, se ritornano qua non c'è più nessuno che li sa fare, che ha voglia di farli e che ha la costanza e il bisogno di farli, perché secondo me queste lavorazioni vanno fatte in questi paesi dove c'è la fame, dove c'è la voglia di lavorare. Voi dovreste vedere nei video dove lavorano in India, in Pakistan o in Cina. Noi questa attività ce la sogniamo, noi abbiamo portato via produzioni che alla fine non possiamo più far ritornare in casa perché i nostri giovani non ci sono o se ci sono hanno studiato, non hanno più voglia di fare queste cose. Quello che deve puntare una nazione, secondo me, che poi io non sono un politico e non ho neanche una grande vista, però dico, tu devi puntare sull'alta tecnologia, sulle produzioni ad alto valore aggiunto, dove venga veramente usata la capacità intellettuale, perché noi quei lavori lì, anche Trump si illude, ma non li faranno più gli americani, avranno bisogno veramente di milioni di operai che vengono dall'estero, perché gli americani bianchi, ciccioni e belli grassi non li fanno quei lavori lì. Vi saluto. Grazie Fabrizio. Allora abbiamo 5 minuti per tutte le risposte, professore, dalla finanziarizzazione a questo remanufacturing, diciamo così, riportare la manifattura. Io sulla finanziarizzazione dell'economia reale avevo scritto nel 2013, pubblicato poi anche in inglese, il libro È tutta un'altra storia, ritornare all'uomo e all'economia reale. No? E il discorso nasceva proprio dal fatto che la crisi era antropologica e di tipo culturale e certamente al centro del dibattito c'era l'operazione di finanziarizzazione dell'economia reale che comincia, guarda caso, a ridosso della caduta del muro di Berlino nell'89 e come ho detto prima Francis Fukuyama scriveva La fine della storia. Che cosa succede in quegli anni? In particolare dal 91, l'assegnazione del primo premio Nobel alla finanza a Markowitz, con la motivazione
di studi pionieristici nell'ambito della finanza. Di lì poi diventa tutto finanza, per una collusione tra politica, accademia e finanza. E tutti i premi Nobel che vengono fuori sono tutti premi Nobel intestati alla finanza. Nel 95 Lucas Robert riceve un premio Nobel con la motivazione, con la sua tesi che i mercati finanziari sono razionali e non sbagliano mai nell'allocazione delle risorse. Questo che cosa ha portato? Ha portato una spinta a aumentare nel breve tempo il valore azionario, il valore della finanza, e quindi l'operazione consisteva nel ridurre i costi. In che modo? Trasferendo le produzioni manifatturiere là dove costavano molto di meno. Questo generava un maggiore dividendo, il dividendo veniva apprezzato dalla borsa valori che faceva crescere l'azione e quindi faceva investire gli operatori sulle azioni che crescevano, dimenticando anche che il 50% secondo Bloomberg dei valori azionari era sopravvalutato, perché le aziende che cosa facevano? Usavano i dividendi per comprare azioni proprie, perché i tassi di interesse erano prossimi allo zero, e quindi che cosa succedeva? Che attraverso l'acquisto delle azioni proprie, sia tramite dividendi sia tramite l'indebitamento bancario, questo ha generato un'esplosione delle aspettative infinite di crescita della finanza e ha spinto investitori a indebitarsi, pensando che l'oro, la sindrome dell'oro che diventa della pietra che la trasforma in oro, insomma, no? Quindi è vero, la finanziarizzazione è stata devastante al punto da trasferire tutta la manifattura nell'estremo oriente. Cioè, oggi la manifattura, gli occupati in manifattura nel settore americano sono il 10% rispetto al 50%. Ha ragione l'osservatore delle piccole e medie imprese, che sono il 92% degli occupati in Italia. Il problema del far tornare le produzioni negli Stati Uniti, uno, è un problema strutturale, perché in 35 anni questi hanno realizzato delle attività produttive ad altissima specializzazione, con personale altamente qualificato, e oggi chi ha tentato, pochi, di riportare le attività produttive negli Stati Uniti si è trovato di fronte al fatto che non trova non trova operai, non trova lavoratori addetti, e quindi questo è il problema. E in parte noi abbiamo seguito, ma grazie, a mio parere, alle piccole e medie imprese, molti sono rimasti qua. Quindi non è stato un trascinamento, una delocalizzazione selvaggia, in funzione dell'arricchimento di fatto di un arricchimento finito in indebitamento. Guardiamo gli Stati Uniti, guardiamo l'Italia, guardiamo la Francia, in parte di meno la Germania. E che cosa succede? Succede che il tema della finanziarizzazione, e qui gli osservatori dovrebbero fare un confronto tra il modello culturale dell'Occidente e il modello culturale che regola la parte opposta all'Occidente, che è rappresentata prevalentemente dai BRICS. Mentre l'Occidente si è spinto in modo quasi irreversibile sulla finanza, il mondo dei BRICS, che rappresenta il 40% della popolazione mondiale, noi rappresentiamo il 10% della popolazione mondiale, lavorano sull'economia reale e lavorano sulle produzioni, sui prodotti, quindi vivono molto meno di finanza rispetto a quello che vive l'Occidente, e quindi questo è un vantaggio strategico molto importante, perché la Cina, la Russia, che è in guerra con l'Ucraina, ma hanno un debito molto basso rispetto ai nostri e sono orientate prevalentemente alla produzione manifatturiera, sono orientate prevalentemente ai prodotti, e quindi questo rende la posizione occidentale ancora più debole, e di conseguenza anche il dollaro, come voluto globale, rischia di essere
di essere preso, tant'è che si sta lentamente indebolendo. Qual è il problema di Trump? È che tu, aumentando il debito, sei costretto ad emettere dei buoni del tesoro, dei treasury bond, in un mercato che diventa sempre più difficile dal punto di vista dell'accoglimento dei tuoi titoli di Stato, e quindi tu, per poter emettere più titoli di Stato, di debito, in un mercato che diventa rigido rispetto all'offerta, sei costretto ad aumentare i tassi di interesse. Aumentando il tasso di interesse aumenta l'inflazione, aumentando l'inflazione aumentano gli interessi e il debito pubblico, entri in un loop dal quale poi fai fatica a uscirne. Allora, professore, dobbiamo salutarci qua. Io ti ringrazio per questa conversazione, come sempre, come tutti i venerdì. Chiudo con una notizia che è in primo piano sull'agenzia ANSA di stamani e che ha a che fare con ciò di cui parlavamo prima, da cui siamo partiti. La Casa Bianca ha in programma per oggi una telefonata tra Trump e Musk. Elon Musk è impazzito, aveva detto Trump, e quell'altro gli aveva risposto: Trump è nei file di Jeffrey Epstein, reati sessuali, lo scandalo Epstein, tutto quello che sapete naturalmente. Insomma, se le sono date di santa ragione, oltre che sui contenuti economici, anche su altri profili. Intanto grazie al professor Fabrizio Pezzani e un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito. Buon pomeriggio a tutti. Buon Grazie, pomeriggio professore. a tutti, buon fine settimana. Avete ascoltato Auto da Fè.